Oggi iniziamo con la preparazione di un dessert che è la crostata di ricotta. Per fare la crostata dobbiamo partire necessariamente dalla pasta frolla. Per questa pasta frolla io ho utilizzato una farina 00 di frumento normale assieme a una farina di riso in una percentuale di 200 grammi di una farina, cioè quella di frumento, e 50 grammi di riso. Inizio impastando il burro che ho ottenuto a temperatura ambiente con la farina. Questo intridere il burro con la farina prima di aggiungere gli altri ingredienti consente all'impasto di rimanere più croccante. Quindi vado a fare delle briciole, come vedete lavorando con le dita, mescolando farina e burro, creo queste briciole grossolane. Ecco, a questo punto aggiungo lo zucchero che ho preparato, faccio una fontana, aggiungiamo le uova, in questo caso metto un uovo intero e uno invece solo il tuorlo, perché altrimenti la pasta diventa troppo elastica, e quindi grattugio un po' di buccia di limone. I limoni devono essere non trattati. In questo caso era un limone che aveva ancora le foglie che ho provveduto a togliere, perché dei limoni trattati non è opportuno utilizzare la buccia. Adesso vado a impastare velocemente questo impasto e fra poco lo verso sulla spianatoia. La pasta frolla va lavorata il meno possibile perché altrimenti perde la sua croccantezza. Quindi vado adesso a rovesciare queste briciole, ne farò un panetto che una volta pronto va lasciata riposare almeno 30 minuti perché in questa maniera riusciamo poi a stenderla con maggior facilità e anche gli ingredienti si amalgamano. Contrariamente alla pasta per fare le tagliatelle, questa va lavorata pochissimo. Vedete, cerco anche di schiacciarla perché si intrida della farina senza lavorare troppo. E questa base della pasta frolla può essere utilizzata poi per qualsiasi altro preparato, con la marmellata, con la cioccolata, con la frutta fresca. È una base che va bene per qualsiasi cosa. Noi poi useremo invece la zucca. Io direi che è quasi pronta. Utilizzo ancora un po' di farina perché non riesco a staccarla dalle mani. Utilizziamo tutte le briciole che si sono attaccate nella lavorazione alle dita. Vado a raccoglierle un po' tutte. Ecco, io direi che la palla è pronta. La mettiamo nella pellicola avvolta e la lasciamo da parte a riposare. Ecco qui l'impasto della nostra crostata alla zucca. Ho provveduto a cucinare la zucca in forno, vedete è bella asciutta, era una zucca delica, sono zucche piccole, rotonde, verdi, che ricordano molto le zucche che i friulani coltivavano una volta nel mais e ha lo stesso sapore un po' di castagna. Ci metto lo zucchero, della panna fresca che ho preparato per renderla più morbida e qui un altro ingrediente tipico italiano che sono gli amaretti. Quindi aggiungo tutti questi ingredienti. Ecco, aggiungo un po', vedete, non lo misuro perché è pochissimo, ma andrebbero 2 cucchiai di rum e mescolo e per finire 2 uova intere che vado a sbattere per ammontare un pochino perché si amalgamino meglio. Ecco, adesso le inserisco, mescolo il tutto.
Aggiungo anche un po' di vanillina e un po' di cannella che dia un aroma un po' più intenso. Siamo di nuovo con la pasta frolla che tagliamo circa a metà la stendiamo per essere messa alla base della nostra crostata e il resto ci servirà poi per la decorazione che faremo sopra. Quindi la stendiamo un po' con il mattarello, appena un po', perché poi la sistemo anche con le mani all'interno della tortiera. Ecco, ho preparato una tortiera, vedete, con la carta forno sotto per facilitare il toglierla dalla base senza che si attacchi. Vado a sistemarla, la rialzerò leggermente di lato, faccio un piccolo bordo. Questa crostata è una crostata particolare che è tipica di tutte le preparazioni a base di crema, cioè si cucina prima la base in modo che resti sufficientemente croccante per inserire poi la crema e quindi rifare una cottura al forno. Per evitare che l'impasto cresca in cottura utilizzo questi diciamo così fagioli di porcellana che servono al posto dei fagioli secchi di antica memoria, e poi una volta utilizzati si lavano e si possono riutilizzare una seconda volta, quindi sono una cosa comoda e simpatica anche da utilizzare. Quindi vado a bucherellare il fondo della mia crostata. Ho precedentemente preparato un cerchietto che appoggio ancora sopra e vado a versare i miei sassi o fagioli finti in modo che non si alzi e mantenga la cottura. Adesso la inforno a 180 gradi e la cucinerò per 15-20 minuti. Mentre la crostata nella sua base cucina nel forno, io vado a stendere la pasta per la decorazione che farò dopo aver inserito la crema a base di zucca. Ecco, quindi taglio delle listerelle, cioè non è importante che siano perfette perché la crostata, diciamo, è simpatica anche con le liste irregolari, quindi provo insomma a sistemarle al meglio e poi le andremo a mettere sopra la nostra crema a base di zucca. Ecco, adesso le listerelle sono pronte. Appena la crostata esce dal forno finiremo la nostra preparazione e la introdurremo nuovamente in forno per altri 25 minuti più o meno, 30, finché vediamo che le liste sopra sono colorate. Ecco la torta sfornata, la base è pronta, quindi non ci resta che togliere i nostri fagioli finti di ceramica. Ecco, lasciamo per qualche minuto che evapori e intanto prendiamo la crema che abbiamo preparato e che andremo a inserire. Questa crema, vedete, è pronta e possiamo anche introdurla. La pareggiamo per bene perché poi metteremo sopra le strisce preparate. Questa torta ricorda, anche se è proprio tipicamente friulana invernale, ricorda la torta americana del ringraziamento, che è sempre a base di zucca. Adesso sistemiamo le nostre listerelle sopra la torta. Chiaramente possono anche rompersi perché l'impasto è fragile, ma non è un problema.
possiamo anche fare, se necessario, un'aggiunta. Ecco, cerchiamo di utilizzare tutta la pasta frolla che abbiamo preparato. Ecco, ormai è utilizzata tutta, quindi la possiamo rimettere adesso in forno per la seconda cottura. Ecco, la torta è uscita dal forno, l'abbiamo messa su questa alzatina e adesso una piccola spruzzata di zucchero a velo ed è pronta da gustare. Bella fragrante e buon appetito!